incidente stradale nel veneziano a Torre di Mosto. Una ciclista è stata travolta da un furgone e trasferita sull'elicottero che l'ha trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravi condizioni. È stato identificato il pirata della strada che ha investito a Jesolo il sindaco di Cessalto. Si tratta di un anziano del posto. Ritiro la querela, ma venga a fare lavori socialmente utili in comune, dice il primo cittadino. In 12 giorni la Polizia Locale di Venezia ha ritirato 6 patenti di guida con interventi che hanno richiesto anche il sequestro di veicoli e la segnalazione dei conducenti all'autorità giudiziaria. Paura sabato notte in quartiere Pertini, un gruppo di baby bulli ha dato fuoco alle cassette della posta. L'appello dei residenti alle famiglie: educate e controllate i vostri figli. Il suo traguardo arriverà il 13 settembre a Malo, dove tutto è cominciato 5 anni fa. Stamattina Nicolò Guerrera, con il nome di Pierre Rode, ha fatto tappa a Venezia. Il direttore della mostra del cinema Alberto Barbera fa un bilancio dell'edizione numero 82 della Kermesse cinematografica, numeri ancora in crescita rispetto al 2024, anno già record. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, dunque questi titoli. E dunque ora la cronaca: ennesimo incidente stradale nel veneziano a Torre di Mosto, una ciclista è stata travolta da un furgone ed è ricoverata in gravi condizioni. Grave incidente verso le 13 sulla strada provinciale a Torre di Mosto Ponte Crepaldo in località Staffolo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgoncino ha travolto una donna che transitava in bicicletta. Un impatto violento in cui la ciclista, sembra di origine straniera, è stata sbalzata dalla sella e scaraventata sul cassone di un camioncino che era parcheggiato a bordo strada. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, sono giunti poco dopo i sanitari del SUEM 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre all'elisoccorso Leone 1 giunto da Treviso. La donna è stata stabilizzata dal personale medico direttamente sul cassone del camioncino e poi trasferita sull'elicottero che l'ha trasportata all'ospedale all'Angelo di Mestre in condizioni gravi. Ad una settimana dall'incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori è stato identificato il pirata della strada che ha investito il sindaco di Cessalto. Si tratta nella zona di Jesolo, in via Colombo, si tratta di un anziano del posto. Ritiro la querela, ma venga a fare lavori socialmente utili in comune, dice il primo cittadino. È un anziano della zona, quindi come ho detto ai carabinieri, per me la questione finisce qui. Anzi, ringrazio l'ospedale di Jesolo, ringrazio i carabinieri per la vicinanza e come ho detto a loro, alla fine sono solo danni economici della bici, per me non importa. Non intende procedere con la denuncia. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, appresa la notizia dell'identificazione dell'uomo, un pirata della strada, che poco più di una settimana fa lo ha investito lungo via Colombo, tra Jesolo e Cortellazzo. A incastrarlo sarebbero state le telecamere. Crosato si trovava in sella alla sua bici quando è stato urtato da un Fiat Ducato bianco per poi cadere rovinosamente a terra vicino a un fosso. Il conducente non si era fermato, proseguendo la sua corsa. Impossibile, visto l'impatto, non accorgersi di niente. Sono caduto contro il guardrail, fortunatamente in quel punto c'è anche, oltre al guardrail c'è il canale, e ho saputo perché una signora mi ha chiamato dicendomi appunto che un loro familiare è mancato proprio in quel punto in una questione analoga, e quindi sono stato estremamente fortunato e anzi anche ringrazio anche l'auto dietro che mi ha schivato e quindi che non ho avuto, diciamo, ulteriori conseguenze. Il messaggio però che mando è quello di utilizzare il caschetto. Il caschetto, avete visto le immagini, è praticamente distrutto ed era a una velocità molto modesta. Lo stesso Crosato si definisce un mezzo miracolato. Sarà anche per questo che non intende passare alle vie legali, piuttosto all'anziano alla guida lancia un appello diretto nel quale prevale la dimensione di amministratore pubblico. Molto probabilmente è un artigiano, perché comunque aveva un veicolo commerciale, quindi se ha voglia e vuole redimere anche magari qualche sua colpa e venire da noi a fare i servizi sociali o a fare delle attività gratuite per il comune, noi abbiamo bisogno sempre di manutenzioni e quindi sono ben accolto sarà il suo gesto.
Continuiamo con la cronaca. In 12 giorni la polizia locale di Venezia ha ritirato 6 patenti di guida con interventi che hanno richiesto anche il sequestro di veicoli e la segnalazione dei conducenti all'autorità giudiziaria. La guida in stato di ebbrezza, ha commentato l'assessora alla sicurezza Elisabetta Pesce, mette a rischio non solo la vita di chi si trova al volante ma anche quella di chiunque si trovi sulla strada. Questi interventi dimostrano la grande attenzione e l'impegno costante della nostra polizia locale nel presidiare il territorio, prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei cittadini. Continueremo con determinazione su questa strada di giorno e di notte. È stata dimessa la seconda donna rimasta ferita nell'incidente nautico di sabato sera a Mestre. La più grave rimane invece in terapia intensiva. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dei fatti. La versione di chi guidava è di essere stato speronato da un'altra imbarcazione che si è poi dileguata, ma la dinamica dell'incidente che sabato sera ha fatto finire in acqua 3 donne tra Forte Marghera e lo Scafo Club rimane da appurare, perché a quanto pare il motoscafo non presenterebbe danni compatibili con uno scontro. In ogni caso le forze dell'ordine sono alla ricerca di testimoni che possano confermare o smentire la presenza di un'altra imbarcazione, perché gli inquirenti tenderebbero al momento a non escludere anche la possibilità che a far sbilanciare le passeggere possa essere stata una manovra azzardata o improvvisa. In ogni caso la barca sarà sottoposta a sequestro e a verifiche tecniche dalle quali potrebbero arrivare delle risposte. Delle 3 donne finite in acqua, la più grave rimane ricoverata in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Si tratta di una 58enne che ha riportato un trauma cranico ed è rimasta a lungo nell'acqua fredda. In via di dimissione la seconda ferita, mentre la terza era già tornata a casa dopo che le era stata medicata una ferita alla gamba. Paura sabato notte in quartiere Pertini, un gruppo di baby bulli ha dato fuoco alle cassette della posta, l'appello dei residenti alle famiglie. Sabato sera, sabato notte si può dire, alcuni ragazzini da 13-15 anni hanno preso la pubblicità, quella esterna, e dandogli fuoco l'hanno portata all'interno delle cassette delle lettere, causando, come vedete, sto po' di disastro. Non c'è mai pace in quartiere Pertini a Mestre. Ora i residenti, in questo caso siamo in via Ponti, devono fare i conti con gli atti vandalici di baby criminali. E l'atto incendiario dell'altra notte non è certo il primo. I ragazzini di quell'età che sono fuori alle 11:30 di sera evidentemente hanno dei genitori che non li seguono, che li lasciano in abbandono e che creano questi ragazzini non pochi problemi, perché non è il primo caso, diceva la giornalista. Abbiamo avuto in via Carrère un altro caso in cui sono intervenuti i vigili del fuoco che con difficoltà hanno spento il fuoco, ma le fiamme avevano già raggiunto i piani alti del condominio. Quindi non è da scherzare questi fatti. Alcuni sono del quartiere specifico nostro del Pertini, altri vengono da altri quartieri. E i tanti anziani residenti hanno paura. Rocelli poi lancia un altro appello. Sicuramente Insula deve prendere subito in mano la situazione, vedere quali danni sono e come fare per ripristinare, perché non possono rimetterci certo i residenti che non possono più avere la posta all'interno della loro cassetta. Poi un altro appello lo vorrei fare sempre a Insula, di controllare qualche volta anche chi ha in affitto l'appartamento, perché ci sono casi in cui entrano dentro in 2 e ce ne troviamo 7-8 con delle condizioni igieniche non certo buone e soprattutto questi ragazzini che imperversano, insomma, vanno anche controllati. Dopo aver girato il mondo a piedi, Nicolò Guerrera è arrivato a Venezia, dove è stato accolto a Palazzo Balbi. In 5 anni ha percorso quasi 30.000 chilometri consumando 20 paia di scarpe.
Credo di essere diventato sicuramente più calmo, più riflessivo, e questo mi aiuterà ad andare avanti e a valutare le situazioni che mi si presenteranno. Nicolò Guerrera d'Amalo, conosciuto come Pierrot dal suo 500.000 di follower, percorre fondamenta del Forner in sestiere di Dorso Duro a Venezia assieme al fido carretto ribattezzato Ezio. Lo attende il presidente della regione Luca Zaia. 5 anni fa Nicolò è partito a piedi dalla provincia di Vicenza, ha attraversato la pianura padana e la Francia meridionale, entrando in Spagna e partendo da Palos del Frontera come Cristoforo Colombo per le Canarie. Quindi 2 mesi di navigazione per raggiungere Panama e da lì sempre a piedi attraversare Ecuador, Perù, Cile, Argentina, Australia, India, Oman, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iran, Iraq, Armenia, Georgia, Turchia, Bulgaria, Grecia e finalmente Italia. L'idea era nata in un appartamento per studenti a Parma con un paio di obiettivi. La ricerca della bellezza, la curiosità e la voglia di fare una lunga passeggiata per avere del tempo da dedicare a me stesso e ai pensieri che mi frullavano per la testa. Dormendo in tenda o dalle tante persone che lo hanno ospitato durante la sua passeggiata attorno al mondo, Nicolò ha percorso quasi 30.000 chilometri consumando 20 paia di scarpe e superando anche dei momenti difficili. Ce ne sono stati un paio: l'attraversamento dell'Oceano Atlantico in barca a vela e l'attraversamento del deserto australiano, l'Outback, a piedi, una impresa che mi ha tenuto occupato per quasi 6 mesi e dove ho percorso circa 6.000 chilometri. Ecco, economicamente come hai fatto in questi 5 anni? Come sei riuscito a sostentarti? Avevo dei risparmi messi da parte lavorando quando ero a Milano, dopo essermi laureato in economia. Una grandissima mano me l'hanno data gli sponsor e tantissime donazioni sono arrivate dalle persone che mi seguivano nei social. A pochi giorni dall'arrivo a Malo e dopo aver percorso il mondo, intanto il fido carretto Ezio, quasi cosciente di aver esaurito il suo compito, ha deciso di perdere una ruota proprio entrando a Palazzo Balbi. Per Nicolò, che ora racconterà in un libro la sua avventura, un amico fidato per 5 anni. Sì, un grande ascoltatore sicuramente, non è un tipo molto loquace, però è stata la spalla e anche la chiave di volta per riuscire ad arrivare fin qui. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ai nostri microfoni fa un bilancio dell'edizione numero 82 della Kermesse Cinematografica, numeri ancora in crescita rispetto al 2024, anno già record. Ci vuole molta fortuna, bisogna trovare i buoni film perché sono quelli che fanno il successo di un'edizione, come è capitato quest'anno. La giuria ha avuto difficoltà a decidere quali film dovevano purtroppo rimanere fuori dalla lista dei vincitori. Tutti quelli che hanno vinto sono artisti o film assolutamente meritevoli. Racconta la fatica della giuria per scegliere quali film premiare e quali escludere dal palmarès il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Il successo della mostra si misura anche così, asticella sempre più alta e la felice condanna di provare ogni anno a superare se stessa. Oltre i 103.000 biglietti venduti per i film e i 13.934 accreditati, nel bilancio figurano anche le 13.978 prenotazioni per la sezione Venice Immersive nell'isola del Lazaretto Vecchio e i 1.700 partecipanti alle masterclass, gli incontri con attori e registi, oltre ai 44 milioni di visualizzazioni per le pagine web. Cosa ti porti più nel cuore di questa edizione di Venezia? La partecipazione assolutamente entusiastica di tutti a questa mostra, l'apprezzamento per il lavoro fatto, l'apprezzamento per i film, che è la miglior ricompensa per il lavoro fatto, per l'impegno profuso. C'è poi l'ottimo momento del cinema italiano. Il cinema italiano ha vinto 2 premi nel concorso principale e altri 2 nel concorso di Orizzonti, una cosa bellissima. Una mostra in continua evoluzione. I numeri sono ancora in crescita anche quest'anno. I numeri sono incredibilmente ancora in crescita. Ogni anno pensiamo di aver raggiunto il punto di limite nella crescita, invece ogni anno riusciamo a superare noi stessi. Cosa può fare ancora la mostra? Non lo so, spero che possa continuare in un percorso, come dire, non so se di crescita, ma di conferma sono nato del livello di prestigio e di apprezzamento conseguito e raggiunto in questi anni.
Migliaia di persone ieri pomeriggio hanno affollato le rive del Canal Grande per assistere alla regata storica, prima con lo spettacolare corteo storico composto da 130 imbarcazioni con figuranti in costume, poi il corteo sportivo con 60 imbarcazioni e 400 vogatori delle società veneziane. Ad aggiudicarsi la bandiera rossa nella categoria dei gondolini a 2 remi è stato l'equipaggio composto da Andrea Ortica e Jacopo Colombi. Tra le curiosità di quest'anno la presenza del reggimento Lagunari Serenissima su una caorlina alle imbarcazioni del lago di Como e la partecipazione di un equipaggio della Voga Veneta Nettuno che ha portato la bandiera di Roma. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.